Eccolamo, mandi, ben ritrovati. 1797, la Repubblica di Venezia viene attaccata con la giustificazione di reprimere un moto antifrancese, anti-giacobino scoppiato a Verona nell'aprile del 1797, le cosiddette Pasque veronesi. Allora, qualche mese dopo i francesi entrano a Venezia e la Repubblica aristocratica, la Serenissima, cade dopo 11 secoli. Ottobre del 97, in Friuli, siamo a Campo Formio, vedremo dopo, no? E c'è un patto tra francesi ed austriaci. Venezia viene ceduta all'Austria. A parlare di quei fatti storici, eccolo qua, il dottor nel senso di medico, lui è un medico, però è Piero Favero, è studioso di valore, io direi, e anche ricercatore accurato, con il suo libro che io ho in mano, eccolo qua, è una parte, direi, del libro che noi vedremo fra non molto e si occupa di questi fattori. Allora, io chiedo immediatamente alla regia di vedere la prima fotografia, vediamola subito. Ecco Piero, 20 secondi, il frontespizio e poi dai, vai avanti. Questo libro coglie tutta la parabola della storia dei Veneti fino dai tempi dei Veneti antichi, a cominciare dall'800 a.C. fino al successo nel 500 e poi la parabola nel 1797, la caduta. Della Repubblica. È un libro illustrato con molte mappe, con fotografie che ho fatto anche io stesso, immagini, è un libro, diciamo, divulgativo. Divulgativo, splendido. Grazie per l'introduzione, come si suol dire. Vediamo questo volto. Questo volto, signori, è una sorpresa. Perché una sorpresa? È il vero volto di Napoleone Bonaparte, ricavato con tecniche digitali da un busto marmoreo attribuito al Canova. Lì c'è un'età di 26-28 anni, esattamente il periodo del biennio 1796-1797 della sua presenza in Veneto ed in Friuli. Perché lui è del 69, no? Esatto. 1769 in Corsica. E lì lo vedevamo ridente, felice, perché aveva appena firmato un trattato con i veneziani, il trattato di Santa Eufemia, firmato appunto a Brescia nel 1796, nel maggio, esattamente 2 anni prima della caduta della Serenissima. Ed era felice, è andato avanti a ridere col suo entourage, poi è salito nella carrozza, ha scambiato battute per tutto il viaggio. Ma perché era così contento? Perché aveva appena firmato questo trattato che era stato programmato, stilato da Jean Landrier, il capo dei servizi segreti francesi. E nel trattato, che poi verrà firmato da Rocco Sanfermo, un personaggio su cui si possono avere delle perplessità, perché poi lo ritroveremo dopo la caduta nella municipalità filo-francese. Ebbene, il trattato cosa diceva? Diceva: Venezia sarà neutrale, e fino a qua è logico. Niente di male. Perché si trovava con 2 eserciti in casa, quello francese, l'Armée d'Italie, e quello asburgico, quindi tra l'incudine e il martello. E Venezia a quel punto non solo doveva essere neutrale secondo il trattato, ma anche non armata. Ecco. Non armata significava che doveva mantenere l'armamento di base, di periodo di pace, e guai se aumentava il numero dei cannoni o dei arruolati, dei soldati schiavoni, perché i francesi potevano controllare in base a questo trattato. Eccolo là. Vediamo la fotografia successiva. Questo è probabilmente, sono le uniformi dell'esercito veneziano, vero? Certo. E allora io la domanda che ti pongo: avrebbe potuto salvarsi la Serenissima se avesse resistito militarmente?
Ecco, cosa dici tu? Lasciamo la risposta a Jean Landrier. Lui, capo del Bureau Secret, dice che dans un besoin très pressant, la Repubblica di Venezia, attraverso tutte le sue province, poteva riuscire a mettere insieme 100.600 soldati, a cui bisogna aggiungere 10.600 marinai. Quindi la Repubblica di Venezia assolutamente non aveva un problema di numeri, che semmai era il problema di Napoleone, perché quando da Nizza Napoleone Bonaparte invade il Piemonte si trovava con 37.000 uomini e aveva di fronte in Piemonte sia l'esercito piemontese sia quello asburgico. Allora, per non trovarsi in inferiorità numerica, lui astutamente ha attaccato prima l'uno, poi l'altro e li ha vinti entrambi. Eccolo là. La fotografia successiva, invece, credo che sia l'esercito, o le divise, insomma, adesso, eccolo lì, Napoleone davanti, ecco, l'esercito francese. È l'esercito francese, ecco, allora, dicevamo 37.000 uomini. 37.000 uomini. Immaginatevi appunto che questi 37.000 si trovino davanti i 100.000 più 100.600 veneziani. A quel punto io credo che Napoleone nemmeno non ce avrebbe osato dare battaglia. Fra l'altro questo esercito era alla partenza un esercito malnutrito, aveva problemi di fame ed era chiamato l'esercito dei cenciosi perché molti non avevano neanche la divisa, andavano a combattere in borghese, alcuni erano addirittura scalzi. E con questo esercito comunque cospicuo Napoleone poi andò incontro a dei grandi massacri. Pensiamo che per esempio nel Veronese, a Rivoli, fra gli austriaci, che erano 28.000, la metà, 14.000, perirono feriti, prigionieri. Pochi giorni prima ad Arcole altri 7.000 austriaci, in tutto fanno 21.000, sono numeri notevoli. Pensiamo che in tutta Europa poi per l'ambizione di Napoleone moriranno 3 milioni di persone. Sì, adesso noi io non esprimo giudizi su Napoleone, nel senso sarà stato sicuramente un grande l'empereur, tutto quello che vuoi, primo, secondo, console, tutto, il parone di questo mondo, ma insomma ha mandato a morire milioni di persone, insomma, lasciamo stare. Però la foto, eccola qua, guarda, questa è stupenda. Allora, questa è la flotta veneziana, perché pur non essendo propriamente sul mare, era qualche chilometro all'interno, no? La città, a Venezia la flotta c'è, invece i francesi non hanno una flotta perché vengono da luoghi in cui il mare, insomma, è un po' lontano, almeno Parigi. Come hanno fatto a raggiungere la città che pur era lontano qualche chilometro dalla terraferma? Questa è una domanda molto pertinente, perché chi capisce questo capisce tutto lo scenario. Venezia, tutti sanno che è un'isola, dista 4 km dalla terraferma. Napoleone, quando era giunto sulla riva, aveva dei cannoni con una gittata utile di 500 metri, quindi rimanevano 3 km e mezzo in mano alla flotta veneziana. Quello che si vede qui è un vascello di primo rango. Erano navi forse meno moderne di quelle francesi, avevano 70 cannoni, le navi francesi potevano avere 20-30 cannoni in più, però ricordiamo il detto famoso, uomini di ferro su navi di legno che vinsero, uomini di legno su navi di ferro. E poi sicuramente è molto ma molto difficile che il direttorio, cioè il governo di Parigi, avrebbe inviato una flotta perché era contrario alla presa militare di Venezia. E allora come sono giunti a mettere piede su Venezia i francesi? È incredibile.
attraverso le navi che i veneziani hanno prestato loro. Ma pensa a te? Noi possiamo anche pensare che Napoleone avrebbe potuto portare avanti un assedio, però i veneziani potevano andare a rifornirsi di viveri fino a Zara. E quindi? E quindi sopravvivere. Magari i francesi avrebbero potuto avere dei problemi con un esercito così grande di viveri, di sussistenza a lungo. Ecco, sono tutti particolari, sono tutti notizie, riferimenti, fatti storicamente provati e avvenuti che insomma risultano essere suggestivi, emozionanti anche, perché non tutti i libri di storia lo riportano questi fatti, raccontano il trattato, ne parleremo fra qualche minuto, il trattato o a Passariano a Villamanin o a Basilian lì, Donge lì a Campo Formido, però non ci raccontano tutti i fatti precedenti, ce li raccontano in poche righe, almeno i libri di storia, quelli che vengono usati per la scuola superiore. Senti, hai fatto fatica te a raccogliere tutti questi elementi e tutti questi dati, e dopo vediamo la lettura. Ecco, perché c'è una lettura. Io mi sono basato sugli autori del Settecento. Bravo. E particolarmente di quelle notizie che venivano dagli informatori degli inquisitori di Stato, che era il servizio segreto della Serenissima, dal libro di Cristoforo Tentori, che è un libro molto dettagliato su quei momenti travolgenti della fine della Repubblica. Mi sono basato anche su quello che dicevano gli intransigenti, che era il partito che era, per così dire, contrario a cedere troppe istanze a Napoleone, non voleva troppo sottomettersi a Napoleone. E poi infine a quelli che erano i diplomatici stranieri, che quindi erano imparziali. Certo. Allora, sentiamo questa lettura che riguarda insomma i francesi, no? Sì, i francesi, insomma i francesi, i veneziani. Sentiamo un po', dai, sentiamo un po'. Gran quantità di feriti muoiono convulsi ed urlanti, giacché l'acquavite, mischiata con le cantaridi che loro viene data per renderli furiosi nei combattimenti, produce ad essi uno sfacelo quando vengono feriti e se ne passano felicemente all'altro mondo. I francesi usavano la cantaridina, che è una sostanza usata in passato come afrodisiaco, lì come droga da battaglia, e purtroppo a dosi elevate può portare a delle emorragie intestinali o renali, e in un ferito ha un effetto devastante perché essendo un anticoagulante può farlo morire dissanguato. Mamma mia. Ecco, questo è ecco. Andiamo, rallentiamo un pochino, come si suol dire. Io ringrazio il dottor Piero Favero, ripeto, lui è un medico, ma è uno studioso, è un ricercatore. Vediamo sto parruccone qua, io uso una battuta. Questo chi è Francesco Pesaro. Ecco, l'avevi citato. Ecco, prima. lui faceva parte degli intransigenti, non che fossero dei guerrifondai, non volevano fare guerra né agli austriaci né ai francesi, volevano semplicemente tutelare i propri popoli dalla dominante. E lui 2 anni prima, nel 1794, chiese al Senato ed ottenne 60.000 uomini, che poi non arrivarono mai per una sorta di sabotaggio. Eccolo là. Ecco, io ero incuriosito dal, diciamo, il modo con il quale, vediamolo ancora 10 secondi, regia, dalla lunga capigliatura e dall'abito, insomma, dall'abito, la divisa. Lui era anche procuratore di San Marco, era procuratore, personaggio di grande cultura, a Venezia, seguiva la biblioteca. A Venezia. Ecco, adesso ci avviciniamo con la immagine
che la regia, con l'immagine, siamo qua a 20 km, poco prima di Codroipo, qui Napoleone sta attraversando il grande fiume, il Tilimento. Esattamente. Ecco, se succede lì. Napoleone era sicuramente un grande stratega, un grande generale, ha rivoluzionato le tecniche di guerra perché prima erano statiche, cioè erano assedi dei forti, e invece lui attraverso delle marce forzate, attraverso rapidi movimenti, riusciva ad anticipare e dividere il nemico. E come poteva fare questo? Perché non aveva, a differenza dei tedeschi, degli austriaci che avevano i carri lenti con le vivande, lui non aveva carri a seguito. E come vivevano? Vivevano del saccheggio dei prodotti dei contadini, del Veronese, del Friuli anche, e sparirono tutti i bovini nel Veronese, non si trovava più il pane, addirittura i francesi arrivarono a fare legna con gli alberi da frutto, quindi immaginate quanto i contadini odiavano i francesi quando vedevano che li tagliavano perfino gli alberi da frutto. Il Milusar in E Napoleone andò avanti attraverso il Friuli, arrivò fino a Malborghetto, vicino a Tarvisio, dove si distinse Massena, e poi andò oltre, arrivò fino in Austria. In Austria si trovò però in una situazione critica, perché i francesi non mandavano rinforzi, lui stesso non aveva forze sufficienti per attaccare Vienna. Se avesse perso una battaglia, ciò avrebbe vanificato tutte le sue vittorie precedenti. Allora cosa fece? Un patto? Optò per la diplomazia, scrisse una lettera all'arciduca d'Austria e chiese di venire a patti segreti. Vediamo, eccola qua. Questo è il trattato di Leoben, in Austria, dove Napoleone cedeva il Veneto all'Austria in cambio del Belgio, che era il contenzioso della guerra. Naturalmente meschino è l'atteggiamento anche degli austriaci, che accettano questo patto dopo che i veneziani avevano lasciato loro passare il territorio a un esercito come loro che era in ritirata. Anche qui stavo un po' ragionando, io stavo seguendo, ma la mia mente corre, cioè alla luce dei fatti attuali, senza citare quali, tutti quegli elementi di cui noi non verremo mai a sapere o che conosceremo semplicemente in parte, tranciati, rovinati e tagliati, ti dicono A e invece c'è tutto l'alfabeto dietro. Insomma, Robis di Calatrimont e chi ci rimette la pelle, e qui io ho e me ne assumo, sono migliaia se non milioni di giovani, di ragazzi le cui madri ancora oggi, non in Italia per fortuna, ma in altre parti del mondo, non lontane da qua, le cui madri piangono perché quando muore un ragazzo di 20 anni, che sia bianco, rosso o verde, alle sempre un fantasma di Vincenzo. Dunque, adesso perveniamo dunque a quell'episodio che io citai esordendo, perché Venezia viene attaccata con la scusa, con la motivazione, adesso l'esperto ci dirà come, quando e perché, di quell'episodio che passa nei libri di storia, questo sì, sotto il nome di Pasque Veronesi. Allora, dottor Fabero, di quali argomenti, di quali Pasque si tratta? È il mese di aprile, siamo d'accordo? Sì, si tratta delle Pasque Veronesi, che fra l'altro sono state illustrate in un film che è appena uscito, del regista Tommaso Giusto. Si può acquistare su internet il DVD nel sito Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi.
A Verona successe sempre con lo stesso copione quello che era successo a Bergamo e a Brescia, cioè un'insurrezione da parte di democratici, lombardi e veneti insieme, però erano in scarso numero. Alla fine arriva l'esercito francese, bombarda reprime. No? E i veneziani non fanno nulla perché era già stato stipulato il patto di Leoben, e quindi Napoleone aveva tutto l'esercito intero da rivolgere verso i veneziani. Verso Venezia. Questo successe nell'aprile del 1797, quindi ci stiamo avvicinando gradualmente, passo dopo passo, come si dice, a Jacopo Ortis, a Ugo Foscolo, bellissimo, meraviglioso. Mi pare di tornare agli anni in cui insomma anch'io insegnavo e si parlava delle ultime lettere di Jacopo Ortis con tutti. Invece, ecco, vediamo la fotografia, questi sono gli episodi di Verona, sì, vero? Sì. Vero Piero? Sì. La prossima, se la regia ce la manda, dovrebbe riguardare, eccola qua, la massoneria. Ecco, sì, se voglia disi. Ecco, la massoneria nel Settecento ebbe il suo secolo d'oro. Ecco, pensa te. La massoneria nacque in realtà come un'associazione che aveva un intento di speculazione profonda di tipo interiore. Sì. Però nel Settecento era molto di moda, tutti gli artisti, i letterati, Goldoni, Casanova, Ugo Foscolo si iscrissero alla massoneria, quindi aveva una grande influenza e questo potere attirò i politicanti. Ci fu all'interno delle logge una lotta tra giacobini e non giacobini, vinsero i giacobini alla fine. E a Venezia la massoneria riuscì a mettere i suoi uomini nei punti chiave. Per esempio, abbiamo il capo dei novatori, cioè di quel partito che non nascondeva le sue simpatie per i francesi, si chiamava Francesco Battagia, incontrò a Venezia Cagliostro, era nella loggia della Fidelité. Quando la loggia fu chiusa perché a Venezia era fuori legge la massoneria, lui poi la riaprì. Ebbene, tutti conoscono Napoleone Bonaparte, chi non lo conosce? Nessuno conosce Francesco Battagia, eppure Francesco Battagia, che all'epoca era onnipresente, quando si trattava di dare 1000 fucili ai francesi, era nei salotti dove si propagandava l'ideologia democratica, negli ultimi attimi della Serenissima ebbe un ruolo determinante. Ebbene, lui non lo conosce nessuno, però se vogliamo usare una terminologia massonica, fu probabilmente il grande architetto della caduta della Serenissima. Della Serenissima, pensate. Allora, adesso c'è anche una lettura, vero? C'è anche una lettura, sì, con la prossima, che intanto la regia può farci vedere, cioè il governo, no? Sì. Eccolo qua. È quello che disse Francesco Malineri, presidente del re di Sardegna a Venezia. Scrisse: "Li Savi, adunati in consulta nera il 27 aprile, vedendo la Repubblica a così terribile partito, determinarono, come mi si assicura, di sacrificare l'autorità della medesima alla propria salvezza ed a quella dei suoi popoli." Allora, nei miei appunti che ho raccolto per la preparazione nella scaletta, accanto alla parola consulta, Piero, c'è un aggettivo, ed è un aggettivo che si presenta nel modo seguente. Nera. Consulta sì, nera. La leggenda nera, praticamente in modo illegale, al di in fuori della Costituzione, illegale. Si riunivano segretamente insieme al Doge, che erano riusciti a manipolare, e prendevano delle decisioni importantissime che non spettavano a loro, perché loro erano
praticamente una specie di Consiglio dei Ministri, erano solo 16 savi contro i 600 membri del Maggior Consiglio, e solo il Maggior Consiglio aveva il potere sovrano illimitato. I 600 membri nobili di età maggiore di 20 anni iscritti al libro d'oro della nobiltà. Il doge era una figura, per così dire, semplicemente rappresentativa, non aveva un reale potere, non poteva nemmeno leggere le lettere a lui rivolte, non poteva invitare chi voleva lui. I savi, a un certo punto, invece di controllare il potere del doge, gli diedero un potere in eccesso e riuscirono ad aggirare il potere sovrano del Maggior Consiglio, assumendo dei tratti proprio di dittatura. E non solo, riuscirono attraverso le comunicate non lette, cioè lettere importanti che finirono in un cassetto, a non far pervenire al Maggior Consiglio notizie importantissime, come quella che diceva: attenzione, Napoleone vuole conquistare Verona, e se conquistava Verona era conquistato tutto l'entroterra. Ebbene, i savi avevano scoperto la falla in quel sistema perfetto che era il governo della Serenissima. Il loro compito era quello di analizzare, selezionare le proposte, i lavori per il Senato. E loro cosa fecero? Fecero a meno di presentare al Senato tutto quello che riguardava Napoleone per favorirlo. Per favorirlo. Grazie. Allora, continuiamo, perché abbiamo ancora un po' alcuni argomenti veramente interessanti. Sì, ce ne sono, sì. Con la prossima fotografia noi veniamo a contatto con un personaggio che è Lodovico Manin. Lodovico Manin discendeva da una famiglia di usurai toscani. Signor Spavento. E il popolino aveva capito che non era particolarmente coraggioso, non era un doge come nel Cinquecento Leonardo Loredan, che durante la guerra della Lega di Cambrai si vide contro i francesi, gli spagnoli, gli austriaci, lo Stato della Chiesa, il Regno delle Due Sicilie, eppure esortava i veneziani a resistere e ispirarsi alla virtù dei loro antenati. È così. Allora, vediamo poi le proposte di questo Ludovico Manin, che sono probabilmente riguardano eccolo qua. Ludovico Manin sapeva che stava agendo in modo illegale, l'ha detto lui stesso: stiamo facendo delle cose che esulano dalle normali consuetudini. Questa lettera questa è la lettera del 1° maggio originale, scritta da lui. Io ho potuto toccarla con mano, con le mie dita, perché l'ho trovata alla biblioteca Ioppi di Udine, nella sezione manoscritti. E quando fu annunciato al Senato che all'indomani si sarebbe letta la proposta di Lodovico Manin, che prevedeva appunto il passaggio da governo repubblicano aristocratico a governo democratico filo francese, Francesco Pesaro, che era presente, il capo degli intransigenti, si mise a piangere e disse: io non posso fare più nulla per la mia patria. Per la mia patria. Eccolo qua, anche questo è un'espressione interessante, sicuramente. Nell'argomento successivo, Piero, entrano, insomma, io non so se sia la Digos attuale o Sismi o RIS o ROS, insomma, i servizi segreti. Servizi segreti veneziani, eccolo qua. Ma io se Robis, guarda lì. No, succede che il colpo di Stato, perché ormai abbiamo capito che si è trattato di un colpo di Stato, va avanti con ritmo incalzante, frenetico, convulso in questi primi giorni di maggio. È il 4 maggio e l'opposizione viene arrestata.
vengono arrestati i 3 inquisitori di Stato, che erano coloro che in pratica rappresentavano i servizi segreti veneziani, le spie veneziane che davano loro delle confidenze erano espertissime. Quindi anche per natura propria di questa magistratura, gli inquisitori di Stato avevano capito perfettamente la realtà, sapevano cosa stava succedendo e in extremis cercarono di salvare la Repubblica di Venezia, ma furono arrestati. Furono arrestati. Ecco, il dottor Favero, l'autore, sta raccontando episodi che sono partiti all'ingrosso, dagli inizi del 1797 e arriveremo adesso in ottobre a Campoformio o a Villa Manin o lì vicino, insomma. Cioè 7-8 mesi, Verona e Venezia come nuclei, come centri di riferimento. Immaginate le guerre che durano anni, quanti sotterfugi, tramacci, tutto il peggio del peggio, no? E chi ci rimette, io non posso esimermi dal dirlo, e chi ci rimette sono i giovani, sono i ragazzi che ci lasciano, anche perché i potenti bene o male, i potenti bene o male si salvano sempre, o van di qua o van di là. Infatti Manin all'epoca si salvò, riuscì a salvare il proprio patrimonio e la propria vita. Vedemo, ecco. L'immagine, la foto, questo è il salone del Maggior Consiglio e ci riporta a quel terribile giorno del 12 maggio. Esiste ancora, scusa? Certo, esiste è visitabile, sì. È visitabilissimo. Il Palazzo Ducale è una cosa immensa, è immensa, dà veramente una sensazione di uno spazio che raramente si vede in un palazzo. Allora, questi sono i 600. Successe il 12 maggio quella che comunemente, con un termine scorretto, inadeguato, viene chiamata l'abdicazione del Maggior Consiglio. In realtà non ci fu nessuna abdicazione, fu l'ultima serie di una serie di atti illegali, perché quel giorno non c'era il numero legale dei votanti, non fu né eletto né ballottato e si incusse grave timore ai presenti attraverso la falsa notizia di un'insurrezione di 1600 democratici. In realtà, da dentro il palazzo udirono degli spari a raffica, ma si trattava dei soldati schiavoni che salutavano Venezia per l'ultima volta perché avevano ricevuto l'ordine di tornarsene a casa. Ma pensa te, quanti fatti. Vediamo ne abbiamo ancora 3 mi pare, e poi hai ancora una lettura, vero? Sì. Ecco, questi sono i cosiddetti praticamente insorti, non so io se si può dire così, cioè quelli che non accettavano, perché erano fuori del Palazzo Ducale, non sapevano cosa stava succedendo, però quando si sono resi conto, anziché fare festa perché si erano liberati dei nobili che per secoli li avevano oppressi, che si erano presi tutto loro, che li avevano maltrattati, invece no, invece erano furiosi, ci fu una grande sollevazione, il popolo veneziano andò a bruciare i palazzi di quelli che conosceva come capi filofrancesi, andò dal sarto che faceva le uniformi ai francesi, gli distrusse la sartoria, dal tipografo che aveva l'albero della libertà in vetrina e spaccarono la vetrina. Ho capito. Ci avviciniamo con gli ultimi 2 argomenti. Allora, la discussione è ancora aperta, io non lo so se sia una discussione di quelle fondamentali all'interno dei libri di storia. Chi andasse a Udine lungo la Pontebana ad un certo punto arriva a Campoformido o Campoformio e sulla destra andando vede una scritta in alto
in alto sopra un luogo in cui ci si può fermare per bere un caffè, eccetera, e c'è scritto al trattato, no? Trattoria al trattato. Trattoria al trattato. Trattoria al trattato. Allora, qualcuno dice, adesso poi sentiremo, che venne firmato lì questo documento, altri dicono che si spostarono a qualche chilometro più all'interno, laddove sicuramente il luogo era molto più spazioso ed anche di rappresentanza, diciamo così, cioè a Villa Manin. Te che cosa ci dici? Ma io ho letto le memorie scritte da Manin e lui dice che è stato firmato a Campoformido. Io dubito che, essendo il padrone di casa, non sapesse se il trattato era stato firmato a casa sua. Poi anche Napoleone stesso dice che è stato firmato a Campoformido, e il Marchese del Gallo, che è stato il primo dalla parte asburgica a firmare, quello che proprio aveva organizzato tutto, e lui ha detto l'abbraccio di pace si fece a Campoformido. A Campoformido, quindi diciamo che con queste parole... E quello che cedette Napoleone agli austriaci non era l'ancien régime, ma era la municipalità democratica filo-francese che Napoleone stesso aveva voluto, quindi fu un tradimento. Per questo Ippolito Nievo lo chiamerà il bugiardo, ingiusto, tiranno. Il bugiardo, ingiusto e tiranno. Allora arriviamo a Ugo Foscolo, al romanzo della giovinezza di Ugo Foscolo, che ebbe diverse pubblicazioni, le ultime lettere di Jacopo Ortis. Non voglio togliere spazio a Piero, allo storico, al dottor Favero, che è qua, ma insomma personalmente ne ho parlato per anni e anni e anni di questo giovane figlio di... E lui era nato a Zante, no? Era nato in un'isola, oggi è greca, quella volta era alle dipendenze di Venezia, italianissimo, che ad un certo punto decide di andarsene proprio perché non accettava. Andò sui Colli Euganei e lì ci fu quella straordinaria storia d'amore con una ragazza che gli disse: Piero, io non potrò mai essere vostra, così c'è scritto, perché era già stata promessa dal padre. Esatto. Va là in davanti. Dai Colli Euganei, eccolo là. 11 ottobre 1797. È la prima lettera, mi pare. Vai. Il sacrificio della patria nostra è consumato. È consumato. Tutto è perduto. Ecco, vedi mo. E la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Ecco, che poi è una storia vera in realtà, perché era uno studente di Vito d'Asio, Furlan, che andava a studiare medicina a Padova e poche settimane prima della laurea si suicidò. Nella realtà non si è suicidato per motivi politici, in realtà non si sa il motivo. Lui si chiamava Girolamo Ortis, il Foscolo ha cambiato un po' il nome e chiaramente però è stata una fonte di ispirazione per lui. Una fonte di ispirazione, sì. È un romanzo stupendo per chi volesse, anche io lo consiglio ancora la lettura, e chiedo anche scusa, avendolo frequentato per tanti e tanti anni, quando si preparava agli inizi dell'anno scolastico, l'ultimo anno, in terza liceo, in quinta, insomma, la maturità. Ortis, prima Foscolo, Leopardi e Manzoni, hai voglia, Foscolo, Leopardi e Manzoni, e questo romanzo meraviglioso che faceva anche sognare un ragazzo di 20 anni con tanti riccioli e con tante belle qualità, che poi alla fine si suicida per amore e perché e per motivi politici. Lui se ne va, ritorna, eccetera. Piero, sei stato meraviglioso, sei stato formidabile. Allora, l'ultimo minuto circa per le conclusioni che toccano a te e per i saluti. Intanto vediamo anche questa fotografia, ce la passi,
regia, ci dici. Possiamo dire questo, che in quel momento del trattato di Capoformido Napoleone era nervosissimo, andava contro il volere di Parigi, del direttorio, ed è una situazione paradossale, perché un uomo solo, un uomo, non erano più i 600 patrizi veneziani che decidevano per i Veneti, un uomo solo ha deciso il destino di un popolo millenario. Perfetto, bellissimo. Senti, continuerai questi studi, continuerai ad approfondire, ad andare avanti, oppure ti dedicherai anche ad altro? No, sto continuando degli studi nel mio canale YouTube che si chiama Serenissima 1797 di Piero Favero. Sto facendo una mappa, questa riguarda però i Veneti antichi, con tutti i siti venetici. Perfetto. E ce n'è molti in Friuli, per esempio San Vito al Tagliamento era proprio un sito di Veneti, non arrivati da Padova, ma proprio Veneti autoctoni. Veneti. Grazie, mandi, e un saluto a tutti i friulani, e ai codroipesi, a chi di Cianfuarmi, a chi di Vignesi, a chi di Verone, e insomma a Ducciu, mandi, vive il Friul, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao Piero, ciao.